In questi giorni circa 2000 padovani si stanno vedendo recapitare a casa una raccomandata da parte di Acce Gas PS per chiedere gli arretrati del pagamento della Tari, la tassa sull'asporto rifiuti del 2010. Questo viene fuori dal momento che stanno digitalizzando il catasto, lo stanno portando dal cartaceo, lo stanno portando in digitale. Dopo di case di 20, 30, 50 anni di andare a vedere che hanno il centimetro in più che crea nuova cubatura per poi chiedere comunque delle tasse arretrate è abbastanza ridicolo. Noi ci stiamo organizzando con un ufficio tecnico a disposizione di tutti quelli che vogliono fare una visura per il controllo se è dovuto realmente qualche cosa, gratuitamente naturalmente, e poi intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. L'adeguamento della Tari si basa su un ricalcolo della metratura della casa alla luce della digitalizzazione del catasto. Qualora venisse rilevato un errore nell'accatastamento dell'immobile, il cittadino dovrà pagare un surplus. Per questo Federcontribuenti avverte meglio controllare e verificare se il conteggio è giusto. Il geometra che abbiamo predisposto che gli farà un controllo gratuito di quello che gli è stato richiesto, se veramente è dovuto. Ripeto, se poi sarà dovuto qualche cosa andremo a trattare anche questo.